Buongiorno Pippi. Buongiorno. Arriva il geloso. Ciao. Buongiorno Pepe. Penultima domenica di febbraio, questo è il meteo. È tanto umido. Tanto umido. La neve ormai c'è solo nei punti più freddi, più all'ombra. È da un po' di giorni che non registro, ho i capelli da lavare, sono schifosissimi, ma è stato un periodo un po' così, un po' di giorni, un po' tanti. Devo fare colazione e sono quasi le 9, oggi mi sono svegliata presto, saranno state le 8, forse anche prima, perché sono andata a letto presto ieri sera, finalmente sono andata a letto presto rispetto al solito. Alle 10 ero già nel letto. E nel frattempo quei due là controllano gli uccellini. Solo che è veramente umido fuori. Saranno tipo 2 gradi, 3. Vi devo far vedere questa cuccia. Ieri era pulita. Chiaramente la utilizzano, quindi adesso è lurida. Comunque, questa cuccetta qua, una cuccia, cuscino, l'ho preso su Zooplus e devo dirvi che a loro piace tantissimo. Cioè anche Pippo si appollaia qua e da lì non si sposta più. Piace proprio tanto, forse perché ha il bordo rialzato, non lo so. Non mi sembra un materiale così caldo, però a loro piace tanto. E non me lo sarei mai aspettato perché l'ho anche pagata poco, che era scontata sta roba. Dai, vieni anche tu. Dai, bravo. Si sono inumiditi abbastanza. Allora, nuovo vlog. Sì, come avete visto nell'altro video io mi metto a fare tapirulane in cucina perché mi trovo da Dio. Mi trovo bene in questa stanza, di là non mi piace, a parte che c'è più freddo. Oddio, qua c'ho anche la finestra aperta, la porta aperta, va. Ma non mi piace proprio stare di là, mi sento un po' esclusa e quindi mi metto qua in cucina. Qua poi ho tutti gli attacchi, le prese della corrente, mi metto a caricare il telefono nel frattempo, di là invece è un po' più scomoda la cosa e quindi mi metto qua. Ho appena iniziato, sì, un minuto. È da una settimana che ormai sono ferma per una cosa e per l'altra. Poi adesso lo posso anche dire, mio papà è stato ricoverato di nuovo in ospedale e quindi ho avuto la testa un po', un po' così, niente di sempre il solito suo problema ormai e niente, insomma, comunque adesso è a casa. E quindi ho avuto una settimana un po' sfasata e quindi ieri mi sono detta da domani devi riniziare e quindi sono qua col tapirulan perché fuori fa fresco, fa troppo fresco, non ho voglia di uscire con questo tempo e quindi sto in casa, sto bella qua rilassata, ho già mangiato, oggi ho mangiato piadina con dentro il prosciutto e poi un po' di insalata, terrina di insalata a parte. Questo è stato il mio pranzo di oggi. No, perché devo farvi capire questa cosa. Pepe. Pepe. Scusa gattino. Gattino. Quella scatola non era lì. Lui ha tirato giù la scatola, ha tirato fuori la maglia, adesso si fa le unghie, si è messo la scatola al sole, cioè prima era al sole, adesso no. E quello cuscino anche per terra. Questi sono loro. In più, a parte che è lurido, cioè voi non ve ne accorgete ma è veramente sporco, pelo sul divano, Pippo fa lo gnorri, lui non fa niente, non è vero? Cioè, c'è sporco ovunque. Pepe, che cosa avete fatto oggi? Guerra. Oggi avete fatto guerra in questa casa. Adesso mi devo mettere a pulire perché mi ci vuole un po' adesso. Mamma mia. Dai, vai un po' di fuori, prendi un po' d'aria, fatti 2 unghie anche fuori. Ecco, 2 unghie, no? E no, le hai appena fatte. Oggi è così velato, ma l'arietta un po' freschina. No, neanche tanto fresca. Allora, apro con voi la bolletta e la luce.
Spero di non prendere tanta paura, perché con quello del metano considerando che non usiamo riscaldamento, ci è preso un infarto. Andiamo con questa. Pepe, paghi tu questa volta, vero? Ok. Ok. Devo dirvi che è un po' alta. È almeno il doppio rispetto all'anno scorso, almeno. Devo andare a vedere. Va bene, ho fatto i miei 5 km di Tapirulan, più corsa che camminata. Sto diventando brava, nel senso, mi sto abituando a correre. Io che no, come vi ho già detto, non ho mai corso in vita mia. Poi correre di fuori non so come sia. Su Tapirulan mi sto abituando e devo sempre stare attenta a mettere bene i piedi per via delle ginocchia, perché sennò. Però devo dire che sto migliorando. Adesso devo andare a portare dentro la biancheria perché è fuori un poggiolo, ma credo che Franz non lo sappia. E ho corso qua in questa stanza oggi, sì, perché se c'è lui di là mi dà fastidio, perché insomma, per quanto possa essere silenzioso il Tapirulan, comunque un po' di rumore lo fai correndo. Anche per oggi sono riuscita a fare il mio piccolo allenamento, che seppur poco è sempre qualcosa, è sempre meglio che stare fermi. Cosa stai facendo, Arthur? Arthur, dimmi! Silvano e Wally. Mamma mia, che pancetta che avevi, Wally! Sì. Eh no, sono qua. Mia mamma. Che bello, Wally! Oh, ci siamo un po' scontrati, Wally. Chi c'è qui con me? Arthur? Ah, sei proprio un Arthur. Sì, sì, sei un Arthur. Silvano. Ciao Silvano. Oh, Silvio. Vieni qua con noi a prendere il sole. Bello. Vecchio. Oggi sono qua con i gatti. Ho fatto il giorno dopo, alle clip di ieri, ho fatto un po' di Tapirulan, 40 qualcosa minuti, e ho fatto 5 km e mezzo. E poi niente, sono venuta qua a prendere l'ultimo sole con i gattini e fare un po' di compagnia a loro. Piccolo Wally! Che ruffiano, Volletto! Sì. Arthur! Arthur! Eh sì, è bella Arthur! Anche Wally! Fratello e sorella, si vede? Si vede!